Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati, una puntata speciale di penalty perché oggi vengono presentate ufficialmente le nomination della quinta edizione dei Penalty Awards, organizzazione come al solito Play Village e Biz 095 e soprattutto la collaborazione tecnica di Gold 78. L'evento dei Penalty Awards sarà di scena a San Gregorio giorno 1 giugno a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre invece l'evento vero e proprio lo vedrete in TV giorno 10. Oggi in questa domenica vi presentiamo, come ho detto poc'anzi, le nomination per quanto riguarda il campionato di eccellenza, promozione e prima categoria. Però prima dobbiamo dare chiaramente un saluto particolare alla sede che ci ospita, ovvero San Gregorio di Catania. Diamo il benvenuto a Paolo Bunafò, giornalista di Messina, che ha seguito chiaramente buona parte dei campionati di promozione, eccellenza, prima categoria. Sono stati 3 campionati super impegnativi. Assolutamente, intanto grazie dell'invito, campionati avvincenti fino all'ultima giornata, sia eccellenza, promozione che prima categoria. Tra l'altro la realtà messinese da un paio di anni a questa parte dà grandissime soddisfazioni sia ai dirigenti che ai tifosi. Assolutamente, negli ultimi anni un po' il calcio messinese sta nuovamente venendo a galla con delle nuove società che conquistano campionati importanti e quindi speriamo sia un viatico per il futuro. Tra l'altro la prossima stagione nel campionato di Serie D ci saranno 2 realtà messinesi, no? La CR Messina e il Città di Messina. Come vedi questo connubio? Ecco, qui sono nati adesso molti dubbi perché potrebbe rimanere una sola società a Messina e il Città potrebbe forse, tra virgolette, spostarsi in un altro paese, ovvero Insomma, Milano. ci stai dando qualche piccola anticipazione di calciomercato? Calciomercato. Bene, siamo qui chiaramente a San Gregorio per presentare le nomination per quanto riguarda questa quinta edizione dei Penalty Awards. Come tutti ben sanno sono nomination legate al campionato di eccellenza, promozione e di prima categoria. Iniziamo con il campionato di eccellenza e subito la clip delle nomination quale miglior portiere di questa stagione.
E così, dopo aver visto le nomination dedicate al ruolo del portiere nel campionato di eccellenza, abbiamo la nostra splendida Federica e con lei parliamo anche del ruolo del difensore, importantissimo chiaramente anche e soprattutto in un campionato impegnativo come quello dell'eccellenza. Sì, ne abbiamo visti parecchi quest'anno, parecchie prestazioni che hanno insomma sbalordito chi stava sugli spalti, ma alla fine insomma ne premiamo quanti? Beh, Ne soltanto premiamo uno su tre. Allora guardiamoci la clip delle nomination quale miglior difensore del campionato di eccellenza. Abbiamo dunque visto le nomination quale miglior difensore del campionato di eccellenza. Adesso, caro Paolo, è il momento di presentare quelle relative al centrocampo. I centrocampisti, che sono sempre un ruolo un po' bistrattato, impegnativo, di grande responsabilità. È una zona nevralgica del campo, appunto, e da lì passa il gioco, la fantasia di ogni squadra. Ci sono stati tanti maestri, qualche giorno fa l'addio di Pirlo, un grande maestro della Serie A che mancherà al calcio, quindi per dire che il centrocampista è sicuramente un ruolo fondamentale. Guardiamoci la clip, ci guardiamo la clip e ti posso già anticipare che i 3 nomi che sono in nomination sono di grande qualità.
Il ruolo del centrocampista che rimane senz'altro uno dei ruoli più importanti del gioco del calcio. Il dottore del centrocampo è quello che dà un po' gli equilibri ad una squadra. Assolutamente, la regia insomma viene affidata proprio a questa figura. Tantissimi nomi importanti anche nelle 3 nomination di questa stagione e adesso voglio parlare invece del Marsala che ha vinto il girone A del campionato di eccellenza. È stato un girone impegnativo, Licata, Dattilo, Nuova Città di Caccamo. Diverse realtà che insomma si sono distinte particolarmente quest'anno, ma il Marsala ha fatto un campionato eccellente. Eccellente, sperando che adesso la prossima stagione insomma abbia idea di organizzare tutto per bene e non come al solito toccata e fuga nel campionato di Serie D. Come capita spesso purtroppo per queste realtà. Tuttavia insomma noi facciamo a loro i migliori auguri e lanciamo una clip dedicata proprio al Marsala. Entro per Galfano che salto nuovo, viene messo giù da Testa, il vantaggio, Testa entra in area di rigore, ancora Testa, conclusione, rete, Davide Testa, 1-0 per il Marsala, Davide Testa con l'esterno destro è andato a siglare la rete del vantaggio del Marsala, l'arbitro dice che può bastare, il Marsala è in Serie D, il Marsala è in Serie D. Sicuramente abbiamo fatto di tutto per creare fin dall'inizio un gruppo di persone solide che fossero il più amalgamato possibile tra di loro e che fossero disponibili pure a fare grossi sacrifici, perché questa è stata la cosa più gravosa che abbiamo dovuto affrontare durante l'anno, perché abbiamo avuto tante difficoltà, soprattutto c'era molto scetticismo su questa nuova società da parte della cittadinanza, dei tifosi eccetera. Piano piano abbiamo cercato di vincere tutte queste piccole resistenze. Ci auguriamo che per il futuro il percorso sia molto più semplice. È stato dichiarato a luglio con la società nuova del presidente Milazzo e tutti noi soci di vincere il campionato. Penso che ad oggi abbiamo vinto il campionato e quindi si vince grazie a appunto staff, giocatori e società. Se non ci sono questi 3 connubi secondo me non si può andare a vincere un campionato. Facciamo una settimana di festa, dopodiché dobbiamo sederci subito al tavolo e capire come dobbiamo preparare questa Serie D, anche perché non dobbiamo fare gli errori che sono stati fatti gli anni passati, quindi dobbiamo andare a affrontare la Serie D quantomeno per rimanere. Il mio ritorno a Marsala è stato comunque con l'obiettivo di vincere il campionato, quindi siamo contenti dell'obiettivo raggiunto, il mio, dei miei compagni e della società, e quindi oggi è un punto di partenza per questa nuova società, per ambire a campionati più importanti. Ci siamo riusciti, fino alla fine ce la siamo sudata, anche oggi è stata una bella partita, però l'importante era l'obiettivo, portarlo a casa e rendere questa città felice, perché giustamente Marsala non merita questa categoria. Il Marsala che ha vinto alla grande, devo dire, questo girone A del campionato di eccellenza, sappiamo benissimo poi del percorso del Dattilo e sappiamo pure che comunque il Marsala
credo, noi tutti ci auguriamo, abbia idea di organizzare per bene il tutto la prossima stagione. In vista del campionato di Serie D. Che sarà un po' più impegnativo. Assolutamente sì, l'abbiamo visto anche quest'anno seguendo un po' la Serie D, le squadre che sono approssimate a raggiungere questa importante, diciamo, avventura che insomma sono crollate strada facendo, tuttavia auguriamo il meglio. Assolutamente, ma adesso dobbiamo parlare degli attaccanti. È arrivato il momento di conoscere le nomination quale miglior attaccante del campionato di eccellenza e devo dire che c'è stato l'imbarazzo della scelta. Assolutamente, quest'anno tantissimi sono stati gli attaccanti che insomma hanno bombardato le porte di gol, quindi però ovviamente noi ne abbiamo nominati solo 3 e vediamo insomma di chi si tratta. Guardiamo la clip. This is how we party. This is how we party. Eccoci rientrati con Paolo, abbiamo visto le nomination quale miglior attaccante. Adesso, dato che dobbiamo parlare degli allenatori, voglio sentire un po' il tuo parere, Paolo, sugli allenatori di questa stagione nel campionato soprattutto di eccellenza. Il campionato di eccellenza è davvero importante fino all'ultima giornata e lì l'allenatore fa la differenza in questi tornei perché è un ruolo centrale, deve stare tutta la settimana con i giocatori preparando schemi, quindi c'è grande pressing soprattutto mentale. Devo dire che quest'anno ci sono stati parecchi allenatori che si sono
sono confermati, altri che sono venuti alla ribalta. Assolutamente, qualche nuovo allenatore, qualche nuovo giovane soprattutto che sta emergendo con qualche società, quindi un buon viatico per che possano venire fuori anche tantissimi ragazzi in questo ruolo. Perfetto, guardiamoci la clip delle nomination quale miglior allenatore del campionato di eccellenza. Abbiamo visto il ruolo dell'allenatore, adesso è il momento di conoscere le nomination dei dirigenti. Ruolo fondamentale, ruolo fondamentale perché devono avere a che fare con giocatori, allenatori, presidenti. Far quadrare i conti. Davvero uno stress incredibile per loro. C'è stato l'imbarazzo della scelta quest'anno per la scelta delle nomination, guardiamoci la clip. See it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to say. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all the
Il ruolo del dirigente, soprattutto nel mondo del calcio dilettantistico, è di assoluta importanza. Un ruolo centrale. Le 3 nomination di quest'anno hanno dimostrato che sono venuti a galla 3 nominativi di grande qualità. Sarà veramente una dura battaglia, il risultato lo conosceremo naturalmente soltanto giorno 1 all'interno dell'evento Penalty Awards qui a San Gregorio, naturalmente a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa. Vedremo cosa succederà quando si aprirà la busta e conosceremo il nome del dirigente che per quest'anno vince appunto la palma quale miglior dirigente del campionato di eccellenza. L'altra squadra che ha vinto il girone B, parliamo del girone B d'eccellenza. È un girone che tu conosci molto bene, tra l'altro. È un girone che ho seguito in maniera molto più approfondita e dettagliata giornata per giornata. Tuttavia un successo incontestabile, quello del Città di Messina, che insomma si è aggiudicato a pieni voti. Credo meritatamente. Meritatamente a pieni voti il campionato. Allora i migliori auguri e noi ovviamente vi proponiamo una clip. Sì, abbiamo fatto una cavalcata trionfale dopo la sconfitta di Rosolini, abbiamo inanellato 18 titoli consecutivi soltanto con 2 pareggi, con 3 pareggi, Scordia andata e ritorno e oggi qui a Camaro, quindi con 2 signore squadre. Sicuramente abbiamo fatto un grande girone di ritorno e parte finale del girone di andata. Beh, diciamo che come filosofia che ho subito detto ai ragazzi, quella mia è quella di giocare una partita per volta per vincere, perché non gioca mai nessuno per perdere. Sicuramente magari pensare di arrivare così alla vittoria del campionato con 2 giornate d'anticipo, sicuramente no. Però pian pianino, vedendo e confrontandoci con le squadre, diciamo queste squadre di livello, abbiamo visto che ci potevamo stare e magari ci sono stati dei passaggi come la vittoria di Sant'Agata, il pareggio a Scordia, la vittoria di Sant'Agata. Noi abbiamo preso un genere di andata, un filotto, perché il calendario è stato particolare, avevamo tutte le squadre più forti alla fine, dove tutti ci aspettavano, fortuna, il calendario, le cose, dove noi abbiamo girato il campionato facendo 4 vittorie consecutive, Sant'Agata, Biancavilla, Pistolina e Camaro, e poi pure l'ultima con Ragusa, e quindi abbiamo rigirato il campionato e poi abbiamo continuato a correre, quindi sicuramente in quel momento è nata in noi poi la convinzione proprio certa di potercelo giocare fino in fondo. Ma il segreto è il gruppo, l'organizzazione, riuscire a organizzare la società in scala piramidale. Io che è vero che sono il presidente, ma poi a cascata sotto di me ci sono una serie di direttori che ognuno deve seguire un proprio comparto. Noi lavoriamo a compartimento stagno, dove ognuno di loro non si deve andare a calpestare i piedi. E se il lavoro fatto bene paga sempre. Città di Messina credo di avere il diritto di avere una casa. Una casa significa dove poter allocare gli indumenti tecnici, dove poter mettere una lavanderia, dove poter mettere una segreteria, una sede e poter programmare, perché nel mondo del calcio non si inventa nulla. Lo abbiamo visto in questi ultimi 10 anni, dove una serie di personaggi sono venuti, hanno usurpato il titolo della prima squadra e poi i risultati si sono visti, ahimè, sul campo e fuori dal campo. Io già 2 anni fa avevo sposato il progetto del Città di Messina, quindi sono orgoglioso e onorato di proseguirlo in Serie D con loro. Poi per quanto riguarda il fatto del trascinatore non sono solo io, perché vedi Bombara, Fabrizio, ma non dobbiamo sottovalutare anche i ragazzini, perché come noi diamo una mano ai ragazzini, i ragazzini danno una mano a noi. E se io sono stato uno dei trascinatori è solo merito al gruppo.
stato la vera svolta, cioè credere mentalmente in noi e sapere essere consci della nostra forza. La splendida location di San Gregorio di Catania, sede di questa quinta edizione dei Penalty Awards, ancora una volta organizzati da Play Village con Biz 095 e soprattutto in onda qui su Gold 78. Domenica 10 avrete la possibilità di seguire questo grande evento che invece si svolgerà il giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa, appunto, di San Gregorio. Abbiamo già presentato tutte le nomination per quanto riguarda il campionato di eccellenza, è il momento adesso di conoscere le nomination del campionato di promozione e iniziamo come al solito con il ruolo più particolare. Parliamo dell'eroe solitario di ogni partita, ovvero il ruolo del portiere, ed ecco a voi le nomination.
Le 3 nomination per quanto riguarda il ruolo del portiere nel campionato di promozione. Che campionato è stato secondo te quello di promozione quest'anno, Paolo? Beh, il campionato di promozione è stato un torneo praticamente molto equilibrato, si è livellato molto, le formazioni erano un po' più sullo stesso piano, quindi avvincente fino alla all'ultimo. fine. Ma questo vale anche chiaramente per tutte e 4 Per gironi? tutti e 4 gironi, esattamente. È Quindi vero. a noi non rimane adesso altro che cosa fare? Lanciare? Lanciamo la clip con le nomination dei difensori. Tre nomi importanti del campionato di promozione in nomination quest'anno in questa quinta edizione dei Penalty Awards. Un campionato importante quest'anno è stato per la Riviera Ionica, proprio con la Ionica. Assolutamente, una Ionica che finalmente è riuscita a conquistare questo torneo di eccellenza, sfiorato soltanto lo scorso anno. Hanno problemi sul campo. E lì c'è sempre la solita storia delle strutture che purtroppo non aiutano È vero, queste è vero. società che spendono tanti soldi e comunque investono tanto, però purtroppo sono queste e dobbiamo accontentarci. Rimane purtroppo. l'impegno da parte dei dirigenti. Dei dirigenti. Ovviamente una Ionica che dunque è arrivata al traguardo dell'eccellenza finalmente lottando con due squadre, Terme Sì. Vigliatore e Tirrenia fino all'ultima giornata, però meritato per la Ionica che è arrivata fino in fondo con un bagaglio importante. E Anche per la prossima stagione. Anche per la prossima stagione, tra l'altro quest'anno ha perso una gara a Giammoro contro la Tirrenia, ma non perdeva da 1 anno e mezzo fuori casa, un Quindi, record incredibile. Grande forza, grande forza. Guardiamoci la clip di questa Ionica 2017-2018.
che è arrivata in anticipo secondo me perché non era messa in programma, non essendoci una struttura valida per poter fare un campionato di eccellenza che sarà difficile, perciò sappiamo che si devono fermare perché devono fare i lavori. Il risultato è eccezionale soprattutto perché viene da lontano, un risultato che tutti hanno voluto dal primo momento, che tutti abbiamo voluto dal primo momento, soprattutto i giocatori, non soltanto la società. Giustamente i giocatori hanno messo del suo, hanno messo tutto il loro impegno e veramente è stata una stagione difficile, ma il risultato è bello, è eclatante e straordinario. Alla Ionica abbiamo creato un'alchimia particolare. La Ionica è una realtà che deve appartenere a tutta la Riviera Ionica. Se questo messaggio non viene colto dalla Riviera Ionica, vuol dire che noi abbiamo perso del tempo. Stiamo avendo un sogno, stiamo avendo un momento straordinario, però se tutti quanti, le istituzioni, i politici, gli appassionati, tutti quelli che gravitano intorno al mondo calcio nella Riviera Ionica non ci vengono incontro per poter cementare un traguardo straordinario, perché fare l'eccellenza a Santa Teresa e nella Riviera Ionica è un qualcosa di impensabile, è un qualcosa che sarà difficilissimo mantenere e quindi abbiamo bisogno di tutti, perché se ciò non avverrà vuol dire che abbiamo fatto un percorso inutile. Abbiamo fatto un bel risultato che fino a quest'ora a Santa Teresa non l'ha fatto nessuno. E adesso iniziamo a pensare al prossimo anno, perché eccellenza è molto più impegnativo del campionato di promozione, dobbiamo preparare bene perché il primo anno che giustamente giochiamo in eccellenza sarà molto difficile. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che non ci siamo prefissati e che però abbiamo raggiunto. Io voglio fare un grosso applauso allo staff tecnico, siamo stati secondo me troppo perfetti, abbiamo anche esagerato in certi momenti perché alleniamo una squadra che non è abituata a questi ritmi, non è abituata a certi tipi di partite e noi ci abbiamo messo tanto con Roberto Frazzi, Paolo D'Angelo e Pippo Di Pietro per cercare di colmare le difficoltà che avevano i ragazzi. Questo sicuramente, l'impegno c'è stato, anche se non era programmato di vincere un campionato. Noi il campionato sicuramente l'avremmo programmato, ma dopo che ci fosse la struttura, perché sicuramente sappiamo che ci sono delle difficoltà a fare un campionato d'eccellenza senza avere una struttura. E sicuramente dobbiamo trovare la disponibilità di qualche comune che ci può ospitare, cioè con un campo che sia omologato per l'eccellenza.
Il grande sogno della Ionica che per la prima volta raggiunge il campionato di eccellenza. Ha disputato un campionato di promozione meraviglioso, alla fine hanno raggiunto veramente il grande obiettivo, quello di riuscire a portare in alto il nome del proprio paese, Santa Teresa di Riva. Dopo il campionato disputato sicuramente in società ci sono grandi obiettivi e c'è molto ottimismo. C'è molto ottimismo, la Prodi in eccellenza insomma è comunque un traguardo incontestabile, un traguardo importantissimo, ci sarà frutto molto, di grandi sacrifici. ci sarà molto da lavorare. Noi auguriamo loro ovviamente le migliori fortune, ma adesso è il momento di lanciare la clip relativa al regista. Ah, bene, il Regista, sogno di tutti. Il sogno di tutti, i migliori centrocampisti. Tre nomi di grande qualità come nomination del campionato di promozione per quanto riguarda il ruolo del centrocampista. Adesso quello degli attaccanti. Insomma, di chi fa gol, perché è sempre importante, fondamentale, recivolare gol e farne tantissimi, insomma. Soprattutto in un campionato impegnativo come quello di promozione. Esatto. Guardiamoci la clip.
This is how we party. This is how we party. Il ruolo dell'attaccante, il ruolo più ambito da parte chiaramente di molte squadre, perché sono tutti convinti che se tu hai il bomber da 30 gol i problemi li hai risolti. Diciamo, sei già avanti con il lavoro e poi sono proprio quelli che finalizzano tutto il gioco di una squadra. Assolutamente, chi ce l'ha il bomber in casa se lo tiene stretto. Assolutamente, sono i più pregiati anche sul mercato. È pregiato però, attenzione, anche il prossimo ruolo, quello dell'allenatore. Allenatore, ruolo centrale di ogni squadra, di ogni società, è quello che deve combattere tutti i giorni con i giocatori e poi metterli in campo. Anche con i dirigenti deve combattere. Soprattutto. Guardiamoci quindi a questo punto la clip con le nomination quale miglior allenatore del campionato di promozione.
Chi sarà mai il vincitore per quanto riguarda la nomination degli allenatori? Questo lo scoprirete naturalmente giorno 1 a San Gregorio di Catania all'interno dell'evento Penalty Awards, giunto quest'anno alla sua 5ª edizione. Un'altra grande società, dopo quella della Ionica che abbiamo già visto, che ha disputato un grande campionato di promozione, è il Partinico Audace, un Partinico Audace che finalmente conquista anche il torneo di eccellenza, ha vinto con 4 punti di vantaggio sul Salemi e dietro il Castellammare, una lotta serrata. Castellammare che poi tra l'altro ha vinto anche i playoff contro il Gangi e quindi ha conquistato anch'essa il massimo torneo dilettantistico siciliano. Guardiamoci una clip perché il Partinico ritorna in eccellenza dopo tanti anni. Mi auguro vivamente che l'anno 21 potremmo essere sempre di più e soprattutto riportare veramente il sano calcio in questo territorio che comunque lo merita veramente. Io faccio un appello veramente al comune affinché lui ci dia una mano, perché il Partinico è del territorio ed è giusto giocare qui, però in queste condizioni è un po' impossibile. L'episodio più bello è l'affetto che comunque queste persone hanno nei miei confronti. Alcune parole di una persona che purtroppo non c'è più, di un mio caro amico che si chiama Pino, infatti lo voglio oggi ricordare col cuore. Niente, troppe cose belle, quindi ringrazio veramente per questa grande emozione che voi mi avete dato. Una sensazione stupenda portare i colori della squadra da dove sono nato e cresciuto in eccellenza. Da 20 anni non la facevamo e finalmente ci siamo riusciti con un grande gruppo e siamo veramente felici di questo traguardo ottenuto. Grazie a tutti, fortunatamente siamo andati in eccellenza dopo tanti anni. In questo momento godiamoci la festa, è giusto che tocca a noi. Partinico e i dintorni merita tanto, qua c'è tanta fame di calcio. Abbiamo fatto un ottimo campionato, grazie alla società, a tutto lo staff, a tutti i miei compagni abbiamo raggiunto questo obiettivo e speriamo bene anche per il prossimo anno, dai. Se va sistemato possiamo dare anche qualcosa in più, perché giocando con i nostri tifosi è anche uno stimolo in più anche per noi. Dopo tantissimi anni finalmente il Partinico, che ritorna nel campionato di eccellenza, è riuscito attraverso grandi sacrifici da parte della dirigenza a raggiungere una categoria che gli compete, no? Per molti anni è stata un ritorno, diciamo. È stata per molti anni anche tra l'eccellenza e addirittura anche la Serie D, quindi la prossima stagione disputerà la tanta cognata eccellenza. E quindi un augurio anche a loro, nonostante appunto, come abbiamo visto nella clip, qualche problema relativo agli impianti e alle strutture. Adesso invece tocca ai dirigenti, vediamo chi sono i migliori tre.
its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment isn't enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, till the stars align. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night. I will be standing here till the stars align. Eccoci rientrati dopo lo stacco pubblicitario, amici di Penalty. Oggi una puntata assolutamente particolare perché stiamo presentando le nomination per quanto riguarda questa quinta edizione dei Penalty Awards. Con noi in questa puntata speciale Federica Zammataro e Paolo Munafò. E con lui adesso iniziamo a parlare di prima categoria. 7 gironi, tanti, uno in meno volendo rispetto allo scorso campionato, però tantissimi ragazzi che giocano e si divertono lo stesso. Tantissimi, assolutamente. Un campionato dove la spensieratezza e il divertimento la fanno da padrone. Puro dilettantismo. Puro dilettantismo, che forse è quello Ci migliore piace, che ci piace. a me personalmente piace tanto. Allora, una stagione impegnativa per tantissimi ragazzi, soltanto 3 sono andati in nomination quale miglior giocatore di questa stagione. Guardiamo la clip. This is how we party. This is how we party.
Siamo a San Gregorio, siamo quasi sul finire della presentazione delle nomination, dopo quella del miglior giocatore. A te devo dare sempre il solito compito, quello di lanciare gli allenatori. L'allenatore, come abbiamo già più volte ribadito, insomma, l'anima di ogni squadra, la voce di ogni squadra, e a voi la clip del miglior allenatore.
E siamo giunti ai saluti finali. È stata una puntata particolarmente interessante perché abbiamo finalmente svelato i nomi delle nomination per quanto riguarda i campionati di eccellenza, promozione e prima categoria di questa quinta edizione dei Penalty Awards. Passiamo ai saluti, lo facciamo subito intanto con Paolo Munafò, che ringrazio per la sua disponibilità, giornalista messinese che segue ormai da tanto tempo il calcio dilettantistico proprio di quella provincia, e abbiamo detto pure che questa provincia di Messina è enormemente in crescita. Assolutamente, negli ultimi anni sta prendendo piede proprio il calcio in provincia di Messina ed è un buon viatico. Speriamo che continui così perché ce n'è bisogno, soprattutto dalle mie parti, quindi speriamo si continui su questa strada. E chiaramente incrociamo le dita per tutti i nominati messinesi in questa edizione dei Penalty Awards. Assolutamente, speriamo che possa vincere qualcuno di questi. Perfetto, passo ai saluti anche con Federica Zammataro, che non è di Messina, è stata l'addetto stampa tra l'altro del Paternò in questa stagione. È stata una stagione impegnativa, adesso c'è il momento forse più importante, quello dedicato alle premiazioni. Dedicato certamente alle premiazioni, purtroppo quest'anno il Paternò, visto che hai tirato in causa la mia squadra, la squadra anche del cuore, tra le altre cose, la squadra della mia città, purtroppo non è stata fra le protagoniste né giocatori, insomma nessuno purtroppo è rientrato in nomination, però ovviamente chi c'è in nomination ha strameritato assolutamente questa opportunità concessa come ogni anno ormai da Penalty. Grazie Federica, allora che dire, a questo punto incrociamo le dita per tutti i nominati, l'appuntamento con Penalty Awards sarà giorno 1 presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio, vi aspettiamo tutti a partire dalle ore 18, ingresso gratuito, e poi potrete rivedere il tutto naturalmente domenica 10 sul canale 78 di Gold 78. Grazie a tutti e buon Penalty Awards!